Olimpiadi 2026, la commissione tecnica del CIO in missione in Veneto dal 20 al 22 febbraio, l'annuncio del presidente Zaia attaccato dal coordinatore regionale di Forza Italia Tosi, in Veneto non si è lavorato bene. Sanità, l'azienda ospedaliera di Padova annuncia oltre 350 assunzioni fatte nel 2023, ma i sindacati non sono soddisfatti e replicano numeri sempre al di sotto delle effettive necessità. Caccia e banditi che hanno fatto irruzione in una casa a Fontanelle nel Trevigiano, dove i ladri hanno minacciato con la pistola madre e figlio e si sono fatti consegnare soldi e preziosi. Tragedia a Casella d'Asolo, un 18enne si è sentito male in cucina, stroncato da un infarto, a trovarlo il papà, la mamma colpita da malore, ricoverata in ospedale. Drammatica storia di prostituzione minorile a Padova, mamma scopre i messaggi degli uomini che contattavano sua figlia minorenne per avere rapporti sessuali, in 10 a processo. Ha incassato in nero oltre 400.000 euro, gestiva la doppia contabilità con un sofisticato software scoperto dalla finanza, nei guai un noto dentista trevigiano. A Palazzo Balbi la testimonianza di Francesco, il primo paziente al mondo ad avere ricevuto un nuovo cuore che aveva smesso di battere da 20 minuti, il miracoloso trapianto a Padova. Domani, martedì grasso, gran finale del Carnevale di Treviso con la diretta su Antenna 3 della sfilata dei carri allegorici a partire dalle 14. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque, questi titoli li avete sentiti. In primo piano le Olimpiadi 2026 ed è questo il sondaggio che vogliamo proporvi noi questa sera. Sabato scorso a Venezia la protesta degli ambientalisti, intanto il 18 febbraio si apre il cantiere per la pista da bob a Cortina. Vi chiediamo dunque meno 2 anni alle Olimpiadi, giusto fare la pista da bob? Se volete rispondere sì, lo vedete in verde 0422 1626 691, se invece volete rispondere no 0422 1626 690, l'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione in prima serata Ring. E dunque Olimpiadi 2026, la commissione tecnica del CIO in missione in Veneto dal 20 al 22 febbraio per una serie di sopralluoghi nelle sedi di gara, l'annuncio del presidente Zaia 2 giorni dalla contestazione a Venezia e quasi in simultanea l'attacco del coordinatore regionale di Forza Italia Flavio Tosi in Veneto, dice non si è lavorato bene. In Veneto, diversamente dalla Lombardia, non si è lavorato bene rispetto alle procedure, perché se noi siamo indietro come il cucco vuol dire che qualcuno ha sbagliato qualcosa. Flavio Tosi lancia la sua offensiva contro i mega ritardi delle opere olimpiche dal quartier generale di Forza Italia a Padova e il rischio di fare la figuraccia evocata dagli ambientalisti che dalle parole degli ultimi mesi sono passati ai fatti e dietro l'angolo, perché i tempi per chiudere le opere necessarie allo svolgimento perlomeno delle gare sono risigatissimi. Che arrivare all'ultimo momento a fare una pista rimaneggiata a risparmio perché non sei stato in grado di fare le procedure nei tempi previsti, insomma non è una bella figura. L'altro aspetto è il dopo, bisogna pensare al dopo della pista, ragionare su Cortina con la certezza di un utilizzo intensivo e intenso anche dopo, perché altrimenti si prendono 120 milioni e si buttano dalla finestra. Dobbiamo fare strade, ponti, collegamenti, tangenziali, tutto quello che serve ai comuni, e quindi i soldi vanno spesi bene. Poco meno di 120 milioni di euro, tanto costerà alla fine la nuova pista a Ronco di Cortina, che nascerà sulle ceneri della storica Monti, il cui smantellamento è finito nel mirino della procura di Belluno. Lunedì prossimo a Cortina dovrebbero partire i lavori della Pizzarotti. Ambientalisti e collettivi hanno annunciato proteste clamorose e sulla prima di sabato scorso a Venezia, oggi Zaia, più che sul dissenso, si è concentrato sul danno causato dal deturpamento del manifesto delle Olimpiadi. Non faccio polemica, penso che la protesta sia il sale della democrazia, ci mancherebbe, anzi direi la sublimazione della democrazia, però è pur vero che deve essere fatta rispettando una regola, la tua libertà finisce dove inizia la mia. Sarà anche una roba da poco, come ho letto, ha detto qualcuno, ma comunque qualcuno dovrà essere pagato per andare poi a modificare un tabellone e qui delle spese ci sono. Quanto allo slogan che ha accostato il presidente Zaia alla tempesta Vaia. Vaia è stata un'autentica tragedia, aver avuto la fortuna di avere uno che ci ha creduto nelle trattative, aver portato a casa le risorse, oggi si può tranquillamente andare a vedere i cantieri, infatti non mi risulta che ci siano polemiche da parte dei cittadini. Da Palazzo Balbi 2 novità fresche di giornata. La prima, la Giunta stamattina ha indicato il proprio componente nella nuova governance di Simico e sarà la direttrice generale di CAV, Maria Rosaria Campitelli, a rappresentare il Veneto. La seconda, dal 20 al 22 febbraio la Commissione Olimpica del CIO sarà in Veneto per una serie di sopralluoghi tecnici sulle sedi di gara. Gli esiti saranno inviati a Losanna e forse a qualcuno cominciano a tremare le vene e i polsi.
La politica a Verona, la cena con i pesi massimi di Fratelli d'Italia che studiano la strategia per europee e regionali. Rompe gli indugi Elena Donazzan, pronta a candidarmi a Bruxelles. Fuori dai giochi sembrerebbe Sergio Berlato. Io ho dato la mia disponibilità per essere candidata in Europa. Credo che le competenze che ho maturato facendo l'assessore di questa terra, che è la più bella del mondo per me, di una grandissima vivacità imprenditoriale, io l'abbia conosciuta, interpretata e oggi possa difenderla. Pronta a difendere il Veneto e le sue imprese anche in Europa, dice Elena Donazzan, di fatto già in campagna elettorale in vista dell'Election Day di giugno, destinazione Bruxelles. Il curriculum non fa difetto, 19 anni da assessore regionale, né la capacità di attrarre voti, quasi 11.000 le preferenze agguantate nel 2020, quando Fratelli d'Italia era circa il 5%. Manca solo l'ufficializzazione con la diretta interessata che parla del lavoro svolto a Palazzo Balbi e allarga l'orizzonte. Ma anche oggi in un contesto che è quello europeo, che tanto invade la nostra terra con le sue regole spesso distanti dal tipo di impresa che abbiamo, dal tipo di vita che noi viviamo e dalla cultura che noi abbiamo ereditato. E quindi essere presenti in quel contesto oggi per gli italiani e per i veneti è fondamentale. In attesa di capire se capolista sarà la Premier Meloni, variabile tutt'altro che secondaria, i Fratelli d'Italia si preparano a fare il pieno. Solo nella circoscrizione nord-est, che oltre al Veneto conta Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige, potrebbero scattare fino a 5 seggi, cosa che un tempo capitava solo alla Lega. Oltre a Donazzan si fa il nome del veronese Daniele Polato, oggi capogruppo in regione. Fuori dai giochi sarebbe Sergio Berlato, che tra l'altro non compare nella foto diffusa da Adolfo Urso qualche sera fa. Una cena per tanti ma non per tutti, condita da sorrisi e dichiarazioni distese. Presenti i pesi massimi del partito, compresi Donazzan e Luca De Carlo, dati anche a più riprese come possibili candidati governatori nel 2025, ma è chiaro che uno esclude l'altro. Bruxelles serve a pesarsi, ma è Venezia il vero obiettivo. L'azienda ospedaliera di Padova annuncia oltre 350 assunzioni fatte nel 2023, ma per i sindacati resta sempre al di sotto delle effettive necessità. L'azienda ospedaliera di Padova annuncia di aver fatto 356 assunzioni nell'ultimo anno, la maggior parte infermieri e operatori sociosanitari, ma anche medici, tecnici e amministrativi. Il sindacato è ovviamente contento delle assunzioni, ci mancherebbe, ma chiede di spostare l'attenzione sull'assistenza, basta parlare solo di numeri. L'azienda di Padova invece, come le altre venete, penserebbe soprattutto a far tornare i conti, dicono i sindacalisti. 2 punti critici: intanto bisogna utilizzare fino in fondo le graduatorie degli ultimi concorsi che stanno per scadere. Non abbiamo ancora avuto lo scorrimento intero della graduatoria OSS e siamo preoccupatissimi che questa graduatoria dell'ultimo concorso andrà chiusa senza chiamare le persone, e questo è l'allarme che ci chiamano le lavoratrici e lavoratori OSS, che sono disperati per poter essere chiamati in questa azienda. La seconda questione è un numero insufficiente di infermieri. Un numero di infermieri non sufficiente alle necessità interne all'azienda. Quindi, per quanto ci concerne, noi abbiamo meno 120 infermieri tra il 2022 e il 2023, pur avendo assunto nel 2023. Abbiamo OSS che non sono stati ad oggi totalmente chiamati nella graduatoria, anche il concorso infermieri non ancora esaurita, e alle porte altri concorsi. Non basta guardare quanti vanno in pensione e sostituirli. Le eccellenze dell'azienda richiedono maggiore impegno e più persone e un carico di lavoro che porta molti ad andarsene. Da qui il calcolo di 122 lavoratori che mancano all'appello nel comparto. Ma i 122 solo per il comparto che mancano all'appello sono quelli che nel totale nel 2023, oltre alle assunzioni, si sono dimessi, e quindi c'è stato un importante numero di pensionamenti, di dimissioni volontarie e di mobilità in altre regioni e in altre ULSS, che sono state fatte, soprattutto quello delle dimissioni, da personale, dimissioni volontarie, soprattutto da personale che lavorava dall'azienda da circa 25-30 anni. Quindi un po' quelle che sono le colonne portanti dell'azienda ospedaliera di Padova hanno deciso di abbandonare la propria professione. Siamo alla cronaca: caccia e banditi che hanno fatto irruzione in una casa di Fontanellette a Fontanelle in provincia di Treviso, dove i ladri hanno minacciato con la pistola madre e figlio. Indagano i carabinieri. A me no, a mio figlio sì.
A suo figlio hanno puntato la pistola? Sì, perché volevano i soldi, ecco, e basta. Cioè, dopo quando hanno preso i soldi sono andati via. No? Nessuno al momento può sapere se quella fosse un'arma vera o giocattolo. Quello che è certo è che è stata brandita per incutere timore e arrivare dritti al bottino. Sono le 21:30 circa di sabato sera in questo gruppo di case tra i campi a Fontanellette di Fontanelle. Lenis Baseotto, 65 anni, si trova all'interno della sua abitazione al piano terra con il figlio 35enne. Io ero in cucina, stavo lì e quindi ho sentito un rumore e hanno rotto il vetro. Questione di pochi secondi e qualche metro, la donna cambia stanza per capire cosa è successo, inizia l'incubo. Loro stavano entrando da questa finestra, io li ho trovati in camera da letto, tutti e tre. Erano travisati? Sì, erano travisati, avevano il passamontagna, i guanti, scarpe a ginnastica, pantaloni scuri, anche tutte da mimetica, insomma, ecco. Che accento avevano? Un accento straniero, però non so di preciso di che tipo, se forse dell'est, però non sono proprio sicura. Lenis si trova quindi faccia a faccia con un comando. È lei stessa ad attirare l'attenzione del figlio che accorre. Sono attimi concitati e c'è poi quell'arma che incombe su di loro. I tre delinquenti si fanno così consegnare le chiavi di una piccola cassaforte dove si trovano dei contanti e dei monili, ricordi di una vita. E noi siamo stati lì seduti, anche perché c'era uno che ci guardava, ci controllava, quindi si poteva... Non vi hanno messo le mani addosso? No, assolutamente no. No, ci hanno detto star tranquilli e basta, non c'era niente. Ma come si fa a star tranquilli in questi Si cerca, bisogna, perché d'altra parte cos'è che fai? Niente, non puoi fare niente. Il bottino alla fine ammonta a circa 2.000 euro con la banda che si dà alla fuga a piedi. Non è escluso che ci fossero altri complici ad attenderli. Sul caso stanno indagando i carabinieri di Fontanelle con il nucleo operativo della compagnia di Conegliano, ma per la signora Lenis la speranza è soltanto una. Speriamo che non tornino più che altro, ecco. Tragedia a Casella d'Asolo, un 18enne si è sentito male in cucina, stroncato da un infarto, a trovarlo il papà. Momenti concitati questa mattina in via Marquai a Caselle d'Asolo. Uno studente 18enne, Adel Alvarez, si è sentito male mentre si trovava in cucina. A trovarlo ormai incosciente il papà, che ha immediatamente lanciato l'allarme al suo M118. Il genitore ha iniziato a praticare il massaggio cardiaco in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. Sul posto è arrivata anche l'automedica con infermiere e medico di Pedemontana Emergenza e l'elisoccorso da Treviso con l'equipaggio completo, che è atterrato in un campo vicino a via dell'Artigianato a Caselle d'Asolo. Per 25 minuti medici ed infermieri hanno tentato di rianimarlo cercando di strapparlo alla morte. Purtroppo il cuore del 18enne non ha più ripreso a battere. Ai sanitari non è rimasto che constatare il decesso del giovane. Nell'abitazione, stravolti dal dolore, il papà e la mamma, che si è sentita male ed è stata trasportata in ospedale. Il ragazzo di 18 anni, studente, originario di Santo Domingo, viveva in un'abitazione in un quartiere residenziale. La notizia ha subito iniziato a girare. La comunità, i vicini, gli amici del ragazzo sono sotto shock per questa tragedia. Ed ora una storia drammatica di prostituzione minorile venuta a galla grazie ad una mamma coraggio padovana che ha denunciato tutto dopo aver scoperto i messaggi degli uomini che contattavano sua figlia minorenne per avere dei rapporti sessuali. La figlia si offriva a loro per racimolare dei soldi. Hanno consumato rapporti sessuali con una quindicenne che aveva pubblicato un annuncio in un sito di incontri. Ora 10 uomini andranno a processo per prostituzione minorile e rischiano da 6 a 12 anni di carcere. La storia risale al 2021, quando una mamma scopre sul telefonino della figlia messaggi che fanno riferimento ad un annuncio che offre prestazioni sessuali in cambio di denaro. La ragazzina, che aveva avuto problemi di abuso di alcol e droga, una volta era stata ritrovata in coma etilico, offriva il suo corpo ai clienti, nonostante il suo viso da adolescente aveva sempre assicurato di essere maggiorenne. Circa una trentina gli uomini identificati attraverso i numeri di telefono che avevano risposto al suo annuncio, ma alla fine ne sono stati indagati 10, quelli che avevano effettivamente consumato il rapporto sessuale. Si tratta di 5 padovani residenti in città e provincia e 5 stranieri. Hanno tra i 21 e i 50 anni, hanno pagato la minorenne 100 euro a prestazione che veniva consumata in un alberghetto vicino al cavalcavia Borgomagno a Padova oppure in auto. La ragazza, che ora ha 17 anni, si trova in una comunità protetta.
Sta tornando in Italia con un aeroambulanza dal Kenya Luca Campagnari, il turista trentenne di Verona che 3 settimane fa era stato ricoverato in gravi condizioni nell'unità di terapia intensiva dell'ospedale della città costiera di Mombasa dopo un incidente in piscina a Malindi. L'ambasciata d'Italia a Nairobi, che ha seguito fin dall'inizio la situazione del connazionale, conferma che si è dovuto attendere il miglioramento delle condizioni del ragazzo per poter predisporre il rimpatrio sanitario. La Guardia di Finanza di Treviso ha scoperto un odontoiatra con uno studio medico in provincia che per gli anni dal 2017 al 2022 non ha dichiarato compensi per 408.000 euro, contabilizzando anche i costi indeducibili per 285.000 euro per una evasione fiscale complessiva di 700.000 euro. Singolare è stato il metodo utilizzato dall'odontoiatra per occultare gli incassi non fatturati di cui erano a conoscenza anche i collaboratori di studio. Il medico, infatti, dopo aver acquistato da una società lombarda un particolare software per gestire gli appuntamenti dei clienti, le cartelle cliniche e le fatturazioni, ha utilizzato il programma per tenere una doppia contabilità. Chiusa la Valdastico al 26° chilometro sulla strada statale 350, durante la notte si è staccata una frana con alcuni massi di grandi dimensioni che hanno raggiunto la sede stradale in località Busatti nel comune di Folgaria, in prossimità del confine con il Vicentino. Dalle verifiche effettuate non risultano coinvolte persone e mezzi. La strada è stata ovviamente chiusa al traffico con l'invito a raggiungere Trento passando da Tonezza del Cimone o per Asiago. Non appena terminate le verifiche potranno essere programmati i lavori per la messa in sicurezza e la successiva riapertura al transito a poca distanza dal luogo dell'evento di questa notte, probabilmente legato al maltempo. Agli inizi di novembre si era verificata la frana che aveva comportato la chiusura della strada. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio a 5 mesi dalla tragedia della freccia tricolore schiantatasi vicino all'aeroporto di Torino Caselle con la morte di una bambina di 5 anni. Una prima parziale analisi del motore smentisce l'ipotesi dell'ingresso di uno o più uccelli nel motore del velivolo. Sono passati 149 giorni da quel maledetto 16 settembre, giorno in cui il velivolo Pony 4 delle Frecce Tricolori si schiantò al suolo nei pressi dell'aeroporto di Torino Caselle, uccidendo Laura Origliasso, bimba di 5 anni che in quell'istante si trovava in macchina con la sua famiglia nei pressi dello scalo piemontese. E ora, a distanza di 5 mesi, dopo una prima analisi, sono arrivati i primi parziali verdetti. Gli esperti incaricati dalla Procura di Ivrea di esaminare la carcassa del velivolo non hanno riscontrato elementi che confermino l'ipotesi di bird strike, ovvero l'ingresso di uno o più uccelli all'interno delle turbine del motore. Si tratta di risposte, come detto, parziali, arrivate dall'esame svolto con Luminol per cercare tracce biologiche sull'esterno del motore del velivolo. Risposte, però, che smentiscono l'ipotesi appunto del bird strike circolata dopo i primi istanti dalla tragedia e che pareva la supposizione più accreditata per spiegare la causa dell'incidente. Dopo la tragedia, il pilota Oscar Del Do, che si era eiettato dal velivolo prima dello schianto, era stato iscritto nel registro degli indagati per disastro e omicidio colposo. Adesso si dovrà quindi attendere una nuova perizia per esaminare l'interno del motore, che verrà smontato e analizzato. Oggi a Palazzo Balbi a Venezia il presidente del Veneto Luca Zaia ha presentato alla stampa Francesco, il primo paziente in Italia e al mondo ad aver ricevuto un nuovo cuore che ha smesso di battere da 20 minuti, il miracoloso trapianto a Padova. Ho avuto un dono e il dono cercherò di portarlo ovunque. Francesco, un nuovo respiro da maggio scorso, un nuovo risveglio con nuovi obiettivi e nuovi sogni da realizzare grazie al suo nuovo cuore, non un cuore a caso. Francesco, 46 anni, veneto di Rovigo, è il primo in Italia e al mondo a cui è stato trapiantato il cuore da un paziente in morte cardiaca. Quando mi hanno fatto la proposta sono andato dritto per dritto. Uno, perché sapevo che avevo bisogno. Secondo, perché sapevo in che mani ero. Di conseguenza, sì,
il mio cuore funziona e va. Francesco con la sua storia è già negli annali dei trapianti della medicina come momento di svolta della chirurgia cardiaca, successo avvenuto grazie al professor Gerosa, primario della cardiochirurgia di Padova, e tutto lo staff che l'ha affiancato. È lui a spiegare perché si è dovuto attendere 20 minuti prima del trapianto. Il concetto di morte è uno solo, cioè la cessazione irreversibile delle funzioni cerebrali. Poi abbiamo due modalità di accertamento della morte. Una di tipo neurologico, quindi la morte cerebrale, in cui il cuore batte, e uno invece un accertamento di morte cardiaca, che è la registrazione dell'elettrocardiogramma piatto per 20 minuti in Italia. Nel mondo anglosassone può oscillare dai 2 minuti dell'Australia ai 5 minuti dell'Inghilterra. E chiaramente un tempo di ischemia, tecnicamente si dice di ischemia calda, arriva fino a 45 minuti prima che il cuore si fermi, e poi la registrazione dell'elettrocardiogramma piatto. Il successo di questo trapianto ha dato il via ad altri interventi di questo genere, e da oggi, da inizio anno, se ne contano 4 sempre a Padova e 17 in tutta Italia. Il professor Gerosa con il suo team ha fatto un lavoro eccezionale. Si pensi solo che uno dei grandi limiti sono le donazioni di organi. Pensare di poter avviare questi trapianti da cadavere significa ovviamente aprire un nuovo corso. Dall'altro noi abbiamo già raddoppiato i trapianti rispetto all'anno scorso, e il Veneto è una delle prime, se non la prima regione in Italia, a danni alternati per numero di trapianti di cuore. Da Trieste a Taranto il treno del ricordo ha fatto tappa a Venezia. All'interno dei suoi vagoni una mostra multimediale per conservare la memoria delle foibe degli esuli fiumani, dalmati e striani. Le fotografie dell'epoca e le vecchie valigie di cartone, assieme ai video dell'archivio dell'Istituto Luce, all'interno dei 4 vagoni fermi al binario 14 della stazione di Santa Lucia. È il treno del ricordo, partito il 10 febbraio da Trieste, che oggi ha fatto tappa a Venezia per testimoniare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra. Le note dell'inno nazionale suonato dalla banda della Guardia di Finanza hanno accompagnato la toccante cerimonia, alla quale sono intervenuti il ministro per le riforme istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati, la presidente del Consiglio Comunale Ermelinda Damiano e il prefetto di Venezia Darco Pellos. È una giornata importante perché ricorda tutte le vittime delle foibe, donne, uomini, bambini, anziani, che erano prelevati dalle loro case, ma non avevano fatto nulla, persone innocenti che avevano il torto soltanto di essere italiani. E oggi rivivere in questo ambiente è stato veramente emozionante. Ho rivissuto tutti gli anni passati, prima con il terrore, quando abitavo ancora in Istria, l'esodo, e poi tutti gli anni di silenzio che ci sono stati. Un percorso a ritroso per costruire un futuro migliore è il messaggio che accompagna il viaggio del treno del ricordo, rivolto ai tanti studenti arrivati da tutto il Veneto per visitare l'esposizione. I discorsi che ho ascoltato mi hanno colpito al cuore. Sinceramente fuori da questo contesto non me ne hanno mai parlato proprio approfonditamente, invece essere qua secondo me è proprio un onore. Sono contenta di essere qui a rappresentare più o meno Treviso, e tutte le scuole di Treviso, sono molto fiera. Carnevale 2024 torna anche quest'anno su Antenna 3 la diretta della tradizionale sfilata dei carri allegorici di Treviso, appuntamento martedì grasso a partire dalle 14. E questa era la nostra ultima notizia, vi lascio ovviamente le nostre previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori. Bentrovati al meteo. Tempo via via più stabile grazie al graduale ritorno dell'alta pressione. Vediamo il dettaglio di martedì 13 febbraio. Sul Veneto la giornata sarà contraddistinta da un ampio soleggiamento. Non si escludono locali riduzioni della visibilità in pianura e in qualche fondovalle, specie nelle ore più fredde. Sulle Dolomiti il pericolo di valanghe sarà marcato, grado 3 della scala.
Temperature in aumento, valori superiori alla media del periodo, minime tra 4 e 8 gradi, massime tra 13 e 15 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui tanto sole con cielo in genere poco nuvoloso, non sono attese precipitazioni. Temperature minime tra 5 e 7 gradi, massime sui 13-15 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Il tempo risulterà piuttosto soleggiato, tranne nubi residue lungo la cresta di confine. Temperature minime sui 5 gradi, massime intorno ai 14. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori.